Appuntamenti in agenda per martedì 18 novembre. Sarà inaugurata alle ore 15 nella sala Garaventa della Società Economica di Chiavari la mostra fotografica Oro Blu, Oro Nero. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Pietre Parlanti di Lavagna in collaborazione con l'Istituto Giannini. La mostra, composta da circa 40 scatti realizzati dagli studenti e dalla professoressa Ilaria Lagomarsino, ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza e la tutela del territorio ligure e del suo patrimonio paesaggistico e culturale. La mostra è visitabile fino al 23 novembre 2025. A Genova prosegue la rassegna cinematografica Al Cinema con te, appuntamento alle ore 15:30 al Cinema Sivori, in salita Santa Caterina 54R, con la proiezione del film La famiglia Leroy di Florent Bernard. Per il 21esimo Festival dell'Eccellenza al Femminile, dalle 16 alle 18 la Biblioteca Berio di Genova ospita Ancestrali, laboratorio e performance a cura di Alessandra Vannucci. Il laboratorio va alla ricerca di gesti ancestrali tipicamente femminili. Fino al 24 novembre a Savona è possibile visitare la mostra fotografica Luoghi e tradizioni di Liguria. La mostra, allestita nella Sala Caduti di Nassiria nel Palazzo della Provincia, è aperta da lunedì a sabato dalle 16 alle 18. L'ingresso è libero. La moglie del fascista è il titolo del libro che verrà presentato alle 17:30 nella Sala Bo di Palazzo Fasce a Sestri Levante. L'autrice Roberta De Santis dialogherà con Simona Bo, responsabile del sistema bibliotecario urbano. Continua la rassegna Mondovisioni con documentari internazionali su attualità, diritti umani e informazione, curata da Cineagenzia per Internazionale. Appuntamento alle ore 20:45 nell'Auditorium Campodonico a Lavagna con la proiezione del documentario The Dialogue Police di Susanna Edwards. Per il 35esimo anniversario torna sul grande schermo Quei bravi ragazzi, Goodfellas, cult di Martin Scorsese che ha ridefinito il genere gangster. La proiezione del film si terrà alle 21:15 al Cinema Ariston, in Vico di San Matteo 14 a Genova. Il film è vietato ai minori di 14 anni.